Le due vittorie consecutive contro Vis, Palermo e Ciaculli hanno proiettato gli under 15 della Master Pro al quarto posto in orbita playoff e ancora ampia la forbice con TF Club e Cus Palermo che in tandem occupano la prima posizione del girone biregionale. I gialloblu guidati da Dimitrio Bonsignore affrontano il Città di Libera con Ficarra tra i pali, Mattia Amico, Talluto, Giunta, Mancuso, Riggi, Caramia, Tumbinelli, Corsino, Intilla e Bellavia. A disposizione Saporito, Patti, Cravotta, Riccardo, Amico, Mistretta, Vullo, Noto e Bellanca. A direzione arbitrale affidata a Matteo Lapaglia di Enna. Passiamo alle immagini della sfida. Grazie al contributo di Andrea Cappadona, completo giallo con inserti blu per i padroni di casa della Master Pro completa. Bianca-azzurra strisce per il Città di Libera dopo 5 giri lancette, prima occasione di marca locale, angolo per la testa di Giunta, para Messana, poi sulla ribattuta la sfera non entra. Risposta del Città di Libera 3 minuti più tardi con la sfera recuperata a centrocampo, filtrante per buon tempo, Ficarra para in uscita. 4 minuti più tardi il lancio lungo alla ricerca di Palumbo che calcia malamente da buona posizione. Al quarto d'ora ancora un lancio per buon tempo, Ficarra si deve superare in uscita anche in questa occasione. 2 minuti più tardi rompe l'equilibrio la Master Pro, lancio di Giunta, la palla rimbalza sul terreno, Mancuso di testa anticipa il portiere avversario per il vantaggio dei ragazzi di Mister Bonsignore che non sono sazi e ci riprovano 3 minuti più tardi con la palla per Intilla, difende la sfera dopo una finta calcia verso la porta avversaria dando solo l'illusione del gol. Arriva il raddoppio al minuto 23, cross di Tumminelli, il portiere lascia la sfera lì per Intilla che deve solo spingere in rete il più comodo dei tap-in. 5 minuti più tardi arriva anche il tris, Intilla scatenato per Tumminelli che calcia verso la porta, respinge Messana sui piedi di Bellavia che segna il 3-0, terza rete consecutiva per il numero 24 di mister Dimitrio Bonsignore. Partita virtualmente in cassaforte, poco dopo la mezz'ora buon tempo per Marrella che calcia dalla distanza rompendo il palo della porta difesa da Ficarra. Ultima emozione nella prima frazione di gioco però di marca Master Pro con il cross di Intilla per la testa di Bellavia. Messana è prodigioso a volare alla propria destra negando la doppietta al numero 24 di mister Bonsignore. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa. 5 minuti al rientro in campo delle formazioni, Amico stoppa la sfera e calcia bene, la palla termina vicino al palo. Un minuto più tardi Ribera pericolosa con buon tempo per Palumbo che si conquista una massima punizione accordata dal direttore di gara. Dal dischetto va Marrella, spiazzato Ficarra in questa occasione. 3-1 il Città di Libera al 55esimo, palla al neoentrato Patti che dalla sinistra si accenta per andare al tiro, la sfera esce fuori. 58esimo, batti e ribatti che favorisce Patti a segno dopo 2 mesi di inattività a causa infortunio per il definitivo 4-1. Master Pro che porta a casa i 3 punti per 4-1 sul Città di Libera. Continua il periodo d'oro dei ragazzi di mister Bonsignore. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.